L'antica pieve di San Mansueto a Mansuè, citata per la prima volta in un atto del 1188, venne ampliata e provvista di sacrestia nel 1550 da Antonio de Grandis da Motta, pievano ricordato nell'architrave della porta che immette in sacrestia. L'antica chiesa venne ampliata una seconda volta nel 1925 su disegno di Domenico Rupolo, che aggiunse 2 navate laterali, sostituendo il precedente muro perimetrale con 6 monolitiche colonne in marmo rosso. Dalla chiesa cinquecentesca provengono il battistero di Jacopo da Venezia e un fregio in marmo con decorazioni fitomorfe a intarsio. Ispirandosi all'immagine della pala cinquecentesca di Andrea Vicentino, ora custodita nel Museo Diocesano, Lisa Battistuta ha realizzato nel 2011 sulla facciata il mosaico di San Mansueto, grande opera che si impone come immagine brillante, quasi di luce sorgiva. Nell'attuale edificio, oltre all'altare maggiore con artistico tabernacolo assistito da 2 angeli marmorei settecenteschi, vi sono gli altari minori dedicati a Sant'Antonio di Padova e alla Madonna, contenenti 2 statue lignee del Besarel. Il pittore contemporaneo Giuseppe Modolo ha affrescato sulla cupola dell'abside un Redentore con tetramorfo e ai lati dell'arcone l'Assunzione e San Pio X Papa dell'Eucaristia. Attestata per la prima volta nel 1233, la chiesa di San Giorgio di Basalghelle venne elevata a parrocchia nel 1524. L'antico edificio, ricostruito nel 1924 in stile neoclassico su progetto di Domenico Rupolo, è stato affrescato da Antonio Morera. Sul campanile, splendido ornamento compiuto nel 1860, è affissa una targa che ricorda le campane de Poli, premiate nel 1869 all'Esposizione di Roma, salvatesi dalle requisizioni belliche assieme alla pregiata Via Crucis in legno dorato di Romano Cremasco da Schio. Dell'edificio medievale rimane il battistero, mentre dalla chiesa di San Mauro di Cornarè proviene l'altare ligneo del periodo migliore dei Ghirlanduzzi di Ceneda. A Mansuè e Basalghelle numerosi segni ricordano il conterraneo beato Cosma Spessotto, frate martire che introdusse la coltivazione della vite in Salvador. Le opere di queste chiese testimoniano una fede viva che insiste a rammemorare visivamente i propri santi e gli antichi patroni.